Grazie Presidente. Dunque, la Giunta regionale, con una delibera del 2011, prevede la possibilità di aumentare le indennità degli amministratori degli enti locali nel caso in cui svolgano attività lavorativa non dipendente o nel caso siano lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita. La ratio che sta alla base di tale aumento dovrebbe essere il fatto che lo svolgimento di tale carica comporta un mancato guadagno rispetto alla propria attività. Ora, siccome alcuni comuni del Pordenonese, ma io cito i comuni in cui ho verificato che ci sono state queste delibere, ma per quanto ne so questo potrebbe essere stato deliberato in altri comuni della Regione. Allora, questi comuni, grazie ad un parere della Direzione Centrale Funzione Pubblica e Autonomie, hanno deliberato di aumentare l'indennità dei propri amministratori in pensione. Ecco, in base a questo fatto noi interroghiamo la Giunta se non sia opportuno modificare il proprio parere e considerare il pensionato come un dipendente e non aumentargli quindi l'indennità, visto che non rinuncia ad alcun reddito essendo in quiescenza. Grazie. Grazie. Prego, Assessore. La disciplina della maggiorazione delle indennità di funzione degli amministratori locali è stata nel tempo modificata con deliberazioni della Giunta regionale, come prevede la legge regionale, articolo 3, comma 13, legge regionale 13 del 2002. In origine si prevedeva la maggiorazione per i soli lavoratori autonomi. La delibera di Giunta era quella del 14 gennaio 2003, numero 58. Successivamente si è previsto esplicitamente che la maggiorazione spetta a tutti gli amministratori, ad esclusione dell'ipotesi in cui l'amministratore svolga attività lavorativa in regime di lavoro subordinato e non sia posto in aspettativa. DGR 13 maggio 2005, numero 1087. Tale modifica era stata richiesta dagli stessi enti locali, anche per assimilare il regime delle maggiorazioni regionali al regime statale. Infatti nell'articolo 82,1 del decreto legislativo 267/2000 si prevede che le indennità di funzione attribuite agli amministratori locali siano dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa. Pertanto, anche nel regime statale, di fatto tutti gli amministratori beneficiano della maggiorazione ad eccezione dei lavoratori dipendenti. Attualmente la disciplina regionale vigente prevede ancora la maggiorazione anche per gli amministratori locali in pensione, disciplina contenuta nella DGR 24 giugno 2011 numero 1193 citata proprio da lei. È quindi evidente che il parere consultivo degli uffici regionali è stato correttamente espresso sulla base della vigente disciplina regionale. Non potevano cioè gli uffici fare altro che dire sì. Attualmente, se voi prevedete la maggiorazione, siete perfettamente in linea con le norme e con le delibere di Giunta regionale. Qualora si intendesse modificare la disciplina, sarà evidentemente necessaria l'adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Devo dirle, se lei pone il tema affinché venga risolto in un certo modo in futuro, francamente nel merito mi trova d'accordo, quindi su questo sono disponibile a fare un ragionamento. Bene, grazie. Prego, consigliere Fazzolin. Sì, ringrazio l'assessore, sono evidentemente soddisfatta del fatto che si voglia affrontare l'argomento e spero che venga fatto quanto prima, visto che è necessaria una delibera della Giunta perché a mio avviso forse non ci si rende conto dell'impatto che questo avrà sui bilanci dei comuni, perché stiamo parlando di spese che molto probabilmente non saranno sostenibili. Pensiamo a un sindaco che oltre all'aumento magari chiede gli arretrati, no? Quindi siccome a detta di questa amministrazione vogliamo mettere in pratica tagli ai costi della politica, mi auguro che questa sia una delle priorità che dovrà affrontare la Giunta nelle prossime settimane. Grazie.
Grazie a lei. Allora andiamo